campo che ricorda che da qui passava il vecchio confine fra Italia e Austria fino al 1918. A Pontebba comincia la nostra pedalata di oggi, l'ultima in compagnia della nostra guida Mario Saccomano, che si è tenuto una ciliegina sulla torta, perché Italia e Austria qui erano divise, Italia e Austria sono unite oggi da tante cose, ma per quanto riguarda la bici dall'Alpe Adria, ed è il gioiellino che tu hai voluto tenere per questa ultima pedalata, un inizio storico che abbiamo visto anche in un leone scolpito nella pietra proprio qui a Pontebba, qui accanto al fiume. Un gioiellino, a parte le cose storiche, soprattutto per le pedalate. L'Alpe Adria, come dicevi tu, tra l'altro unisce anche l'Italia con l'Austria, inizia a Salisburgo e dopo 400 e qualche chilometro si conclude a Grado. E il pezzo che ti faccio fare oggi è proprio la perla, il pezzo forse più bello della ciclovia. Quindi andremo giù in discesa utilizzando il vecchio tracciato della ferrovia pontebana, ricchissimo di opere architettoniche, quindi attraverseremo gallerie, come vedrai, ponti, viadotti, quindi molto semplice, in sicurezza, a parte pochi pezzi fuori dalla pista ciclabile, quindi adattissimo anche alle famiglie. Il suggerimento è quello magari di prendere il treno, salire fino a Tarvisio, in questo caso a Pontebba, e poi scendere in discesa. Fai bene a ricordarlo, perché poi l'intermodalità, il fatto di poter fare dei tratti in bicicletta e dei tratti o in bus o in treno è una delle caratteristiche proprio dell'Alpe Adria, che io sono curiosa di conoscere. Ci uniamo alla comitiva già di diversi ciclisti che ho visto, e siamo solo in infrasettimanale, quindi apprezzatissima Alpe Adria, venite con noi a scoprirla. Il Museo del Territorio di Donia ai visitatori presenta tre tematiche principali: la parte legata ai ritrovamenti fossili del fitosauro scoperti nel 94 in Val Donia, e praticamente si può trovare all'interno la pista fossile che è stata tolta dal sito dove si trovava ed esposta al pubblico. In più troverete anche dei fossili e spiegata quali erano le varie aree geologiche sul territorio. Poi salendo sempre al primo piano si può trovare la parte prima guerra, in cui si raccontano tutte le vicissitudini delle varie truppe che erano al fronte, visto che Donia si trovava in prima linea. All'interno ci sono un bel po' di reperti e anche dei filmati e anche materiale didattico che vi spiegano anche come percorrere tutti i sentieri legati appunto al conflitto. Poi nel secondo piano potete trovare la parte legata a Fred Pittino, che era un pittore famoso nato a Donia, con tutta la raccolta delle sue opere principali, in cui vi ripercorrerete la sua vita proprio a livello pittorico. Inoltre anche la parte legata alla storia contadina e di montagna della popolazione di Donia.
Fuori dal museo potrete quindi anche portarvi alla vecchia latteria, dove troverete i materiali originali che componevano ed erano utili per produrre il latte ed il formaggio. E in più c'è il sito della Grande Guerra fortificato ai Plans in Valdonia, in cui potete vedere e vivere la prima linea dei soldati. Troviamo all'interno del compendio dell'ex caserma Zucchi, una caserma che era presidiata dal glorioso battaglione Cividale, è stata chiusa nel 1995 e in seguito è stata donata dallo Stato al comune di Chiusaforte. Il comune di Chiusaforte all'interno ha concesso dei locali a 3 associazioni storico-culturali e queste 3 associazioni hanno realizzato 3 musei. Il primo è il Museo della Grande Guerra e l'associazione che lo gestisce è l'associazione Memoria Canal del Ferro e all'interno ci sono circa 11 locali, questi locali contengono reperti bellici ritrovati sulle nostre montagne e nei weekend estivi ci sono delle guide che vi possono accompagnare all'interno dei locali e la visita dura circa 1 ora e mezza. La seconda associazione presente qui all'interno della ex caserma Zucchi è gli amici della AFO, sarebbe l'associazione Amici Fortezza d'Osoppo e loro allestiscono delle mostre che cambiano nel tempo. Per questo l'hanno chiamata una mostra dinamica permanente. Attualmente è presente la mostra sulla storia del battaglione Cividale. E la terza associazione che gestisce un museo qua all'interno della caserma è la Friuli Storia e Territorio e loro gestiscono una mostra sulla guerra fredda, quindi si può capire tutto quello che è successo nelle nostre valli dopo la Seconda Guerra Mondiale. Della Prima Guerra Mondiale che ospitava 200 soldati allo scoppio della guerra
È una fortezza che dall'anno 2000 è passata all'amministrazione comunale ed è stata completamente ristrutturata, vista la vicinanza della pista ciclabile alla ciclovia Alpe Adria. Si è pensato all'accoglienza del turista con un punto ristoro, con 47 posti letto, ed è comunque rimasta una parte museale che verrà aperta per quest'anno nei weekend estivi e dal prossimo anno sarà gestita da soggetti privati per l'accoglienza effettiva del turista. Anche i turisti di passaggio che non vorranno fermarsi a pernotare possono comunque visitare il museo accompagnati da guide locali. E il giro del museo, il tour del museo dura circa un'oretta e mezza e ci sarà del materiale divulgativo disponibile per tutti i turisti. Come gli scorsi anni, anche quest'anno ci sarà la rievocazione storica il 18 e 19 agosto, sabato e domenica, e ci saranno circa una ventina di rievocanti in divisa che accoglieranno gli ospiti, illustreranno gli equipaggiamenti che dispongono, porteranno dispositivi, armi, tutte repliche ovviamente, e faranno fare il tour del forte spiegando cosa accadeva 100 anni fa in questa struttura. Infine, anche i gruppi che volessero visitare il forte al di fuori delle visite programmate possono accordarsi con l'amministrazione telefonando direttamente in comune. La nostra pedalata si conclude a Moggio di Mese, dove potremo riprendere il treno, non prima però di esserci lasciati affascinare dall'abbazia di San Gallo che domina il paese, un monastero di clausura dell'85 situato sul Colle di Santo Spirito a Moggio di Sopra, un'abbazia benedettina fondata nel 1085 da Federico di Moravia, patriarca di Aquileia, ma probabilmente in precedenza stazione di osservazione romana, come si deduce da una lapide che è murata in una colonna del chiostro. L'abbazia fu consacrata dal patriarca Orlico di Eppenstein, che per 10 anni fu abate di San Gallo in Svizzera, uno dei monasteri più importanti dell'Alto Medioevo. In breve tempo acquisì il dominio su tutta la valle e divenne talmente importante che gli abati di Moggio ebbero diritto di voto nel Parlamento della Patria del Friuli. Da questo luogo magico vi diamo appuntamento alla prossima pedalata. Come sempre, saluti e bici.